Istituzionale la faremo poi verso settembre. E si chiama La Sicilia Siciliana. La Sicilia è siciliana. E da che cosa viene questo nome? Questo nome viene da un libretto di Antonio Canepa che ha scritto durante gli anni della guerra, durante gli anni del fascismo, in cui incitava, esortava, più che incitava, i siciliani a riprendere possesso della propria identità e a cercare una Sicilia libera e indipendente, lontana dal fascismo, lontana dall'oppressione che c'era in quel momento anche durante la guerra. Quindi avete arredato questo bel locale? L'abbiamo ripreso da zero e l'abbiamo arredato soprattutto con dei motivi siciliani, l'opera dei Pupi, che è classicamente siciliana, a prescindere dalle varie opere che vengono messe in atto come l'Orlando Furioso o altro, e dei quadri siciliani. Sì, stiamo arredando anche la parte sui libri, una piccola biblioteca in cui capeggia la sicilianità, dallo statuto siciliano per quel che riguarda la parte istituzionale alla storia della Sicilia, la cultura. Dove siamo qua? Via Giacomo Veneziano 75, Vicinissimo al Duomo. di fronte al Duomo. Di fronte al Duomo. Abbiamo questa sera anche Sì, stasera degli facciamo. invitati particolari. Stasera ci sono i nostri associati che verranno a festeggiare insieme a noi la fine dei lavori, ancora qualche lavoro è da ultimare, però abbiamo completato l'opera iniziale. Altomonte. Sì, il dottor Altomonte è il nostro destinato. E poi verso settembre cercheremo anche di fare un'inaugurazione un po' più ampia, aperta anche ai non soci. Stasera festeggiamo. Va bene, allora auguri. Grazie mille.